Fragole. Bene, buongiorno a tutti, saluti da parte dell'intero Consiglio regionale, a quanti sono presenti qui in sala e a quanti collegati da remoto. Stando alle cronache, sembra che il Club Sandwich sia stata un'invenzione allo Union Club di New York. Il primo documento che lo menziona è una ricetta pubblicata sul The Evening World datata il 18 novembre del 1889. Più indietro ancora è sempre il mondo anglosassone a dare i natali a quello che può essere considerato l'antenato del club sandwich, cioè il sandwich nella sua versione più semplice, più basic e non a strati. L'inventore si racconta fu appunto John Montagu, quarto conte di Sandwich, cittadina del Kent in Gran Bretagna. Pare che il nobile e uomo politico, vissuto nel XVIII secolo durante una partita a carte o una gara a golf, si facesse servire al tavolo del gioco o sul campo dei panini da poter mangiare pur continuando a giocare. Si deve però a un italiano illustre l'invenzione del termine tramezzino, che fu appunto Gabriele D'Annunzio, coniò questo termine per sostituire il termine inglese. Sapete che in quel periodo funzionava che bisognava italianizzare tutti i vocaboli. Diminutivo di tramezzo, scusate, inteso come momento a metà strada tra colazione e pranzo, durante il quale consumare un piccolo spuntino. Alla serie di tasselli che compongono la storia gastronomica di una ricetta dal successo globale, oggi se ne aggiunge un'altra, una brillante intuizione di un gruppo di insegnanti e studenti capitanati dal professor Paolo Favaro nel corso di panificatore e pasticcere della scuola di formazione professionale Engim di Oderzo, oggi qui rappresentata da Alberto Pessa, direttore della sede Engim di Oderzo, e da Cristiano Gaggion, docente di pasticceria all'Engim di Oderzo. Riscrivere e tradurre un piatto, una ricetta, non è cosa semplice. Lo sanno bene chef e pasticceri che spesso, nel nome di una rivisitazione della tradizione, devono fare i conti con risultati non sempre all'altezza delle aspettative e non pienamente compresi dal pubblico. Il merito dei ragazzi di Engim è appunto il carattere vincente del progetto Club Sandwich Dolce che oggi presentiamo. È proprio quello di essere riusciti ad evitare questi errori, dando vita a un dessert nuovo che si inserisce con intelligenza nel solco della tradizione, rispettandola, scrivendone una pagina nuova. Ingredienti, dosi e ricetta sono stati a lungo studiati. La pasticceria non è un'improvvisazione, ma è calcolo, è chimica, e quello che alla fine conta hanno consentito di raggiungere un risultato piacevole e godibile a tutti, in modo trasversale. A questi ragazzi e all'intera Engim vanno i miei complimenti e a quelli dell'intero Consiglio regionale per essere riusciti a raggiungere due obiettivi. Quello di aver realizzato un dessert inedito, quello di aver dimostrato il valore della rete delle scuole professionali del Veneto. Spesso mi complimento con la collega Donazzan per le performance appunto del nostro sistema professionale, una delle eccellenze appunto formative della nostra regione. Concludo con un ringraziamento alla collega Silvia Cestaro che ha contribuito affinché questa novità, bella e stimolante soprattutto per il palato, potesse essere presentata qui oggi in Consiglio regionale. Cedo la parola a Silvia e chiamo qui l'assessore Donazzan per anche un suo contributo. Prego Elena. Grazie, buongiorno a tutti, grazie Presidente e do anche io il benvenuto ai nostri graditissimi ospiti che ho avuto modo di conoscere l'anno scorso a Dolomiti Show con questa proposta interessantissima e assolutamente innovativa. È una proposta che riesce a combinare quelli che sono i prodotti del territorio, la grande artigianalità che sta nella produzione e nell'attenzione alla qualità, ma anche un grandissimo lavoro di squadra. E questo credo vada sottolineato in maniera importante, un po' come il Club Sandwich è l'insieme di tanti elementi molto ben calibrati e messi assieme. Anche questo lavoro è l'insieme di tante teste, tante persone, tante capacità diverse e soprattutto, quello penso che sia importante, la collaborazione con gli studenti. Questo è un modo per riuscire a stimolare questi giovani che non sono assolutamente fiacchi
e con poca voglia, ma che invece dimostrano, e lo hanno fatto anche in questa occasione, la loro capacità, la loro voglia di crescere e di lasciare qualche cosa nel loro futuro di lavoratori e di persone che saranno nel mercato del lavoro quelli che faranno la differenza. Ne abbiamo molto bisogno, soprattutto pensando che comunque i prodotti agroalimentari dovranno essere sempre più valorizzati e sempre più riportati a un livello di distanza breve e di prodotto locale. Grazie, buona giornata. Grazie. No, esatto, Silvia resta perché è bello vedere anche noi questo gioco di squadra, no? Come in una corvée di cucina o come quando insegniamo ai ragazzi che ognuno deve avere ben chiaro la propria missione, il proprio ruolo. Qui abbiamo il Presidente del Consiglio che è sempre così attento a mettere nella vetrina del palazzo, che poi parla all'esterno perché noi siamo in diretta, il meglio del Veneto. La collega Cestaro che incontro molto sovente nei nostri giri per il Veneto ed è una collega molto attenta a ciò che accade fuori per poi portarlo nella sede dove si decide anche di noi, lo dico al mondo della formazione professionale. Io posso proporre come forza di governo, ma poi la votazione è quella dei consiglieri. Quindi l'aver messo la nostra scuola della formazione professionale, l'Engim, oggi qui è anche questo segno. Stiamo nel palazzo delle decisioni della Regione del Veneto, ciò che decide quali sono anche le priorità dopo le proposte di una maggioranza, ma qui oggi abbiamo anche la vetrina della capacità delle nostre scuole di continuare ad essere innovatrici. Le scuole della formazione professionale, come ha detto il Presidente Ciambetti, e io lì condividiamo anche lo sforzo di fare in modo che ci sia sempre grande attenzione rispetto ai risultati che queste scuole propongono. Se il Veneto ha la dispersione scolastica più bassa, se abbiamo i NEET più contenuti, se abbiamo tanti ragazzi che quando entrano sono magari un po' disorientati e quando escono sono dei fiori che sono sbocciati, un pane lievitato per parlare con Engim, è perché la ricetta è quella di avere dei docenti straordinari. Guardate, la motivazione di questi docenti, lo dico a chi deve scegliere, anche alle famiglie che ci ascoltano, che tipo di scuole, è che ci si prende cura di queste creature del Signore e le si mettono nelle condizioni di poter vivere la propria vita nella realizzazione di sé, che forse è l'aspettativa più alta che la politica dovrebbe darsi. E ovviamente non mi soffermo perché il Presidente ha già detto tutto di questo, avrei citato anch'io D'Annunzio ma l'ha fatto il Presidente, quindi Ubi Maior, faccio un passo indietro volentieri. Però per ringraziare queste scuole, perché aggiungo, lo dico a Silvia e a Roberto, che queste sono le scuole che quando qualcuno nel territorio ha bisogno di un evento, sono sempre a dire sì, siamo pronti, siamo disponibili, senza mai pensare che c'è un orario di scuola e un orario non di scuola, senza pensare che c'è uno sforzo da fare perché è una comunità educante quelle delle scuole della formazione professionale e in particolare Engim che dà offerte anche in parti difficili del nostro territorio, va ringraziata particolarmente. Quindi grazie Presidente per aver messo in vetrina questo momento. Passiamo alla parte importante della giornata. Chiamiamo chi saprà trasformare appunto sicuramente un'ottima materia prima in qualcosa che è un prodotto di eccellenza che appunto arriva da un percorso di studio, di ragionamento e di anche sfida, chiamiamola, a nuovi gusti, fatto all'interno dell'Engim di Oderzo. Prego. Grazie, non so se funziona. Perfetto. Sì, bene. Allora, intanto ringrazio il Presidente, l'assessore Donazan e la Silvia Cestaro, la consigliera, che ci ha dato questa opportunità importante di far conoscere questo prodotto che comunque ha una caratteristica importante: vengono utilizzati tutti i prodotti del territorio, quindi vengono comunque esaltati quelli che sono le produzioni venete. Allora, siamo partiti da un'idea del professor Favaro nel dire trasformiamo quello che era il club sandwich salato in dolce, cosa che sembrava semplice ma non è poi stata così semplice perché c'è stato veramente un periodo di studio e di prove molto lungo, ma alla fine abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Andiamo a comporlo questo club che poi andremo ad assaggiare. La base è rimasta quella del pane in cassetta, viene fatto uno strato con una crema al mascarpone che andrebbe in sostituzione della maionese, quindi andiamo a spalmare la crema,
Poi, come primo step, inseriamo delle fragole a pezzetti. Delle fragole. E per il Presidente volevo avvisarlo che abbiamo fatto anche quello senza glutine. Che non c'era, quindi è la prima edizione. Bene, fatto questo andiamo a mettere ancora un'altra fetta di pane, proseguiamo con la crema e andiamo sempre a spalmarla. Qua. Poi, per mantenere quelli che erano le cromaticità e anche i sapori, l'inserimento successivo è una gelatina di concentrato di pomodoro, quindi una riduzione di pomodori di cuor di bue, per poi realizzare una gelatina, come le caramelle, però in questo caso dolce. E andiamo a richiamare quello che è il nostro pomodoro che c'è all'interno del club. Aggiungiamo poi una frittata dolce, quindi richiamiamo l'uovo che è all'interno. Ancora un po' di crema, poi lo assaggeremo. Altro strato con una crepe dolce con un inserto di insalata, quindi riportiamo all'interno anche un'altra cromaticità del club salato con l'interno dell'insalata. E ultimo strato, crema al mascarpone con una riduzione di ribes in questo caso. Ecco qua. E qui abbiamo realizzato il nostro club sandwich, che poi chiameremo il professor Moro, che andrà al taglio, visto che è un esperto di club sandwich salato, ma teniamo lui come persona che andrà a tagliarlo e poi a posizionarlo nel piatto. Anche il piatto è stato pensato e realizzato da un'altra docente che fa parte del nostro gruppo, pensando ai colori, alla cromaticità e in modo da avere una presentazione adeguata per questo prodotto. Ispirandosi agli anni 60 a Lucio Fontana. Sì. Il gelato forse? Sì. Scusate, dicevo, ispirandosi, è stata Caterina Vinante, una nostra artista che è una clay designer, che è una nostra insegnante, e ispirandosi a Lucio Fontana e quindi ai suoi tagli sulla tela, quindi agli anni 60, al colore del mare, e riprendendo poi il gesto del taglio che fa lo chef, appunto, che deve essere preciso, e creando una sorta di girandola che comunque insomma ha poi tutta una serie di significati che magari nelle slide vi faccio vedere, perché si ispira alla danza, al ballo, al fatto che noi come gruppo di 7 persone, compreso anche Beppo Tonon che ci ha seguito sulla parte delle decorazioni e poi per coordinare un po' il gruppo insieme a me, è riuscito in sinergia a creare questo prodotto. E infatti 7 sono anche, neanche a farlo apposta, le stratificazioni di questo club sandwich dolce. Posso andare, Paolo? Grazie. Sì. Poi ci mettiamo un po' di salsa, sì, per bloccarlo. Una cosa che mi sono dimenticato di dire è che abbiamo ricreato anche la salsa rosa. Nel club c'è la salsa rosa. In questo caso siamo andati a fare una ganache al cioccolato bianco, all'interno è stato inserito un coulis, quindi una riduzione di ribes, e ricrea lo stesso colore della salsa. Qua. Carlo, porta fuori quelli tagliati. Eccola, tagliato e pronto. Manca la salsa che adesso andiamo a prendere.
Vorrei solo ricordare le 7 persone che hanno partecipato a questo progetto, più uno, che è Alberto, il nostro direttore. Allora, sono io, sì, Paolo Fauro, appunto, che ho ideato questa cosa, non nello specifico della ricetta, l'abbiamo preparata insieme, però eravamo in aereo con Gianfranco in direzione del Lussemburgo, perché lui sta facendo conoscere il Club Sandwich di Jesolo un po' anche nel mondo attraverso una serie di viaggi, e mi è venuta in mente questa idea del perché non farlo dolce, visto che non esisteva. Le cose da soli non si fanno, per cui ho pensato di coinvolgere i nostri docenti, che sono specifici per ogni settore. Quindi sono io che seguo la pizzeria, c'è Carlo, panificazione, Carlo Dalla Longa, e il nostro Cristiano Gagion, che segue la pasticceria, Gianfranco Moro, il mondo della piastra, quindi Club Sandwich e tutte quelle cose meravigliose che si fa con la piastra. E poi abbiamo coinvolto Beppo Tonon, che fa la decorazione, e Caterina Vinante con la parte, diciamo, artistica del piatto, e Enrico Giavon, che credo è quello lì. Vieni Enrico, che è il nostro tecnico, diciamo, chimico, che segue anche la parte di tutta la progettazione di un prodotto a livello proprio di mercato, diciamo. Qui ci ha dato anche una mano su questo aspetto qua, e con questa squadra siamo riusciti poi, ma anche con l'aiuto di altri docenti, a realizzare questo progetto, che ci ha impegnato per 8 mesi con i ragazzi, che abbiamo presentato a giugno dell'anno scorso. Aspetta a me concludere, in realtà indegnamente, questo momento, e dopo il dolce faccio la parte del caffè. Allora, intanto grazie al Presidente Ciambetti, all'Assessore Donazzani e alla Consigliera per averci invitato e dato questa opportunità di mostrare quello che succede dentro le scuole, che spesso è un dato scontato e che viene a volte mal comunicato, a volte per niente comunicato, ma per colpe che sono nostre. E quindi è un piacere poter dimostrare come la formazione professionale in qualche modo rimanga un'istituzione che tramanda quella che i filosofi greci chiamavano la tecne, ovvero la capacità di far coincidere il piano del senso col piano dell'espressione e di usare la manualità per portare all'interno di un prodotto quelle che sono capacità tecniche, spesso elevate, ma anche capacità di pensiero. Come avete visto, non sono seconde neanche in questa fase di lavorazione. Mi permetto solo 2 sottolineature per chiusare questo momento. La prima è che ogni frutto nasce da un seme e cresce all'interno di un ambiente. Il nostro seme è stato piantato alla fine dell'Ottocento da un santo che si chiama San Leonardo Murialdo, che ci ha insegnato, forse con una visione, che il lavoro e la capacità di imparare lavorando poteva generare ricchezza e rappresentare uno sviluppo sociale. E mi piace ricordare che tanti degli imprenditori che oggi rappresentano il Made in Italy sono passati proprio attraverso esperienze di lavoro nelle botteghe. L'altro elemento è l'ambiente, e devo dire che anche da questo punto di vista Engim, ma non solo, rappresenta un terreno di opportunità per tanti ragazzi che in altre situazioni magari rischierebbero di andare persi. L'assessore ha citato la situazione dei NEET proprio poc'anzi. La formazione professionale ed Engim lavora proprio con lo spirito che cerca di valorizzare il talento al di là delle etichette sociali e di mettere talento e passione come prime caratteristiche nella carta d'identità di un giovane. Questa è l'esperienza che proviamo a fare, coltivandoli in un terreno che chiamiamo opportunità. Un collega prima mi ha detto che l'innovazione non è nient'altro che una rilettura della tradizione. Il Club Sandwich nasce un po' con questo spirito e ha il pregio, dentro Engim, di aver fatto nascere un'esperienza di lavoro, un'esperienza di gruppo tra docenti e tra studenti, quindi tra chi è preposto a tramandare la tradizione e chi invece la riceve con lo spirito di tramandarla a sua volta. Da lì è nato anche un secondo progetto che abbiamo chiamato Club Engim, mutuando il titolo,
che ci permette di mettere assieme tutti i partner che insieme a noi lavorano per i ragazzi, quindi non solo i docenti ma anche le famiglie, le aziende che investono tempo ed esperienza con i nostri ragazzi. Desidero citarne solo una a titolo di esempio, che c'è molto cara, è l'esperienza di un professionista che ha rinunciato a parte del suo tempo per aiutare una ragazza a concorrere al Premio Internazionale della Pizza a Rimini qualche mese fa. Questa ragazza si è classificata nei primi 10 posti, superando anche professionisti, parlo di una ragazza del secondo anno, ma la cosa strabiliante è che è riuscita a raccontare a una giuria come aveva fatto la ricetta, guidando queste persone all'interno del suo mondo, che è un mondo fatto di silenzio, perché questa ragazza è sorda e non sa parlare. Tutto questo è stato possibile grazie all'aiuto di insegnanti che sono messi in discussione e all'aiuto di aziende che hanno capito il progetto e l'hanno sostenuto. Ecco, credo che questi siano risultati che vale la pena condividere, ma solo per il piacere di far sapere che ci sono delle eccellenze, spesso nascoste, e c'è un genius loci anche nascosto nelle attività di pasticceria o di acconciatura. Direi che con questo ho concluso, ringrazio nuovamente chi ci ha ospitato e ringrazio anche quanti si adoperano ogni giorno anche all'interno delle istituzioni per dare la possibilità a tanti ragazzi di avere un futuro.